amici podisti, ben ritrovati con il nostro video diario di Coppa Friuli. Oggi siamo qua a San Martino al Tagliamento e presentiamo questa tappa di Coppa Friuli e lo facciamo insieme agli amici dell'Atletica San Martino e col presidente Salvadego Oddo, che ci aiuteranno un attimino ad illustrare il percorso tecnicamente, così ad illustrarcelo bene. Dunque la tappa di San Martino che torna nel circuito di Coppa Friuli dopo parecchi anni, 9 anni, ecco, mi sta suggerendo il presidente, quindi un ritorno così con un percorso nuovo che ci ha già anticipato qualcosa, ma è stato rinnovato e più interessante, adesso ce lo illustrerà. Ricordiamo domenica 29 maggio, partenza ore 9:30 nei pressi qua della palestra, vero? Ecco, della palestra scuola. Qui sarà posizionata partenza arrivo, sono, abbiamo detto, 8 km e mezzo, il percorso è interamente pianeggiante, circa 20% di sterrato, di strada sterrata, strada bianca, che comunque poi magari lo illustreremo più in dettaglio, un sterrato tranquillo, diciamo, il terreno non è sconnesso, quindi bello, dove si potrà comunque correre bene. Dunque partenza 9:30, si parte in quella direzione, si svolta a sinistra in fondo al viale, si fa un pezzettino all'interno del paese, circa un po' meno di 1 chilometro, poi si esce e si prenderà lo sterrato. Adesso i nostri amici partiranno proprio in quella direzione e noi li seguiremo e li troveremo più avanti, riprenderemo lo sterrato e più avanti ci fermeremo e illustreremo un altro pezzetto. Quindi adesso gli diamo buona corsa, potete partire e ci ritroviamo qualche chilometro più avanti, a tra poco. Okay. Aia. Buona manina. Ecco come guida. Non è ristoro? È ristoro. Sì, atterraggio di via. Bene amici podisti, siamo usciti allora dall'abitato di San Martino, abbiamo fatto circa 1 chilometro, un po' meno, no? 800 metri. Un chilometro. Dopo un lungo rettilineo che ci ha portato fuori, adesso qui abbiamo svoltato a destra. Qua, vedete, si prende lo sterrato, anche questo sarà un po' meno di 1 chilometro, no? Dicevi? 800 metri anche questo qua. 800 metri sterrato in mezzo alla campagna, com'è? Sì, proprio in centro campagna, insomma, praticamente, non è che abbia difficoltà. Ecco, è una strada battuta, quindi ombreggiata e possono andare tranquilli, ecco. Quindi uno sterrato tranquillo, come avete sentito, non presenta particolari difficoltà. E come ho detto, più o meno 1 chilometro, dopo si riprenderà l'asfalto. Adesso ci spostiamo e torniamo a riprendere i nostri amici che avete visto passare prima proprio qua davanti, li riprendiamo qualche chilometro più avanti. A dopo. Siamo qua circa, abbiamo appena passato il 4° chilometro, che è proprio qua, si arriva, diciamo, la corsa arriva da questo rettilineo, avete visto sempre prima i nostri amici dell'Atletica San Martino che sono già transitati, si fa la curva, si prosegue ancora un tratto di asfalto sempre all'interno del comune di San Martino, al Tagliamento, si rimane sempre nell'ambito comunale, poi più avanti riprenderemo lo sterrato verso il 6° chilometro, no? Mi dicevi prima? Sì, verso il 6° chilometro abbiamo un 400 metri di sterrato e poi si riprende l'asfalto. Sempre strada bianca? Sì, sempre strada bianca. Ecco, quindi sempre strada bianca, ricordatevelo, 4° chilometro, si fa ancora un pezzo sull'asfalto dentro il comune, qua nel paese, e poi riprenderemo lo sterrato. Adesso ci spostiamo e riprendiamo i nostri amici che intanto sono già andati avanti. A tra poco. Questo a sinistra e poi mi metto tipo lì.
Qui non arrivo su. Sì, sì, lì dalla palestra, sì. Bene amici podisti, siamo qua, abbiamo appena passato 7,5 km circa siamo sull'ultimo tratto di sterrato del percorso. Questo è un pezzettino di sterrato leggermente più impegnativo, dobbiamo stare un po' più attenti perché è più stile campestre, così per intenderci, però comunque noi adesso che l'abbiamo fatto la ricognizione è già stato messo a posto, sono stati anche tolti i sassi, i rami, quant'altro, quindi lo troverete perfetto. Quel giorno, però comunque diciamo rispetto a quelli prima che erano più strada bianca, un po' più battuta, un attimino di stare attenti anche dove si mette i piedi perché si sta poco a farsi male, no? Ecco, quindi è importante anche quello. Ecco, non c'è nessun pericolo, mi dice il presidente, quindi state tranquilli. Qua scorre la Roggia, abbiamo passato, sono passati, scusate, prima gli amici, avete visto che loro sono sempre più veloci di noi, dobbiamo correre lì dietro. E come vi ho detto, l'ultimo tratto di sterrato, adesso si esce di nuovo sull'asfalto, si ritorna sul viale da dove siamo partiti e quindi ci ritroviamo al traguardo e la corsa è finita. Quindi un bel percorso, abbastanza comunque vario, diciamoli, non è solo asfalto, ci sono non tratti lunghi di sterrato ma più piccolini, così non ci si annoia, si cambia un po' il passo ed è comunque interessante. Quindi ci ritroviamo fra poco sul traguardo con tutti gli amici dell'Atletica San Martino. Bene amici podisti, avete visto qua i nostri amici dell'Atletica San Martino sono arrivati sul traguardo, quindi 8,5 km, qua finisce, si arriva nel senso contrario, no? No, sì, nel senso contrario, ogni tanto ho qualche lapsus, scusate, nel senso contrario, quindi traguardo, mi sembra che sia un bel percorso, insomma noi abbiamo fatto la ricognizione, comunque un percorso interessante, internamente pianeggiante, non ci sono difficoltà tecniche, sono quei pezzetti di sterrato che comunque non sono molto lunghi, quindi sono alternati asfalto e sterrato in modo da non annoiare il podista e comunque insomma è abbastanza vario, è percorso nuovo, quindi l'ultima volta, abbiamo detto prima, eravamo nel 2004, penso che insomma sia stato migliorato, mi sembra che possa piacere, vedremo come andrà quel giorno e dopo insomma lo sapremo. Dunque vi ricordo partenza domenica 29 maggio ore 9:30 e 11:30 le premiazioni, mi diceva il presidente. Se sono disponibili prima, si fa prima. Ecco, quindi avete sentito, quando arrivate siate veloci, preparatevi, cambiatevi, fatevi belli per le premiazioni che comunque insomma intorno alle 11:30 sempre qua nella zona della palestra, zona dell'arrivo. Bene, ringraziamo il nostro amico qua, presidente Oddo dell'Atletica San Martino per la disponibilità, insomma, per aver fatto la ricognizione del percorso. Speriamo insomma, che tutto vada bene, che sia una bella giornata, il percorso è bello, quindi da quel lato non penso ci saranno difficoltà. L'organizzazione insomma, penso che sia buona, mi pare che avete tanta gente che ci lavora, no? Un gran personale che può dare una mano, fare tante cose, insomma. Ecco, quindi troverete sicuramente un'ottima collaboratori, dei grandi collaboratori. Ecco, avete sentito, quindi penso che saremo ben accolti anche da queste parti. Bene, io vi ringrazio per aver visto insomma, questa presentazione, vi ricordo che nel dopocorsa, sempre qua in zona, se volete passare a raccontarci le nostre, tutte le nostre impressioni, così commenti, se c'è qualche critica anche quella ben venga, cercate la nostra postazione qua che ci fate piacere. Io vi ringrazio nuovamente, vi saluto tutti i nostri amici qua, li ritroviamo il 29 maggio e vi do appuntamento al prossimo video. Ci ritroveremo a Codroipo tra poco perché dopo San Martino passerà solo qualche giorno e ci toccherà di nuovo rimettere le scarpe e tornare per strada. Quindi io vi ringrazio e vi aspetto per la presentazione della prova di Codroipo. Come sempre buoni allenamenti, alla prossima, ciao!